la fiera del riso con le rose, una serata molto ricca, lo dico subito, insomma, avevo veramente un buon programma per quanto riguarda i cantanti, gli ospiti, le ragazze che vestivano e i ragazzi, quindi spero di potervi fare compagnia come meglio potete apprezzare. Io sono Andrew Talk, sono presentatore di questa tappa di canzoni e bellezza, quindi lo show dell'agenzia Moda e Spettacolo Fashion One questa sera qui sul palco di canzoni e bellezza. Vedremo l'ottava tappa del cantatore in live. La polvere non vera, l'immensa pianura sembrava arrivare. Piangeva con l'anima assente, con gli occhi bagnati, e pensa alle voci, e pensa ai colori, in questa pianura fin dove
Facciamo andare la prossima canzone. La prossima canzone canterà la cantante Ilaria Pizzini. Dai Ilaria. Ciao Ilaria, tutto bene? Abbastanza. Se amore, 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 amore. Bravissima Ilaria, bravissima! Complimenti, abbiamo vissuto un grande baglione in versione femminile! Sarà che se mai guardato, nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Un applauso a Giulia Anastasia per questo brano di Nina, tra l'altro ricordiamo Nina, Nina, lo dico sempre, è una delle cantanti più difficili da cantare senza Maria Martini, va bene? Quindi un applauso fuori, brava, bravissima. Da qui arriva da Sant'Anna del Faeto, va bene? Lei si chiama Marina, Marina, cosa ci canterai Marina? l'unicata del 56. Beh, insomma, molto delicata, più o meno siamo lì, va bene? È un vetro che non ci cade, sembrava l'America, e chi l'ha vista mai. È finta, è finta,
Piero Rodete Senda e il suo negozio di parrucchiera. Per l'uomo di sex si dice proprio di sex. Ok, allora, seconda classificata, lo dici tu? Hai voglia? Direttamente, sì, questi sì, c'è scritto il cognome, direttamente dai, come si chiamava il nonno di quella signorina che andava su, aveva le caprette, dillo tu. Marina Aldrighetti. Marina Aldrighetti, seconda classificata! Brava! Ebbene, chiamiamo Laura. Laura, sei pronta? Allora, vince. Lo facciamo vedere dietro. Siamo pronti ormai a concludere con la vincitrice di questa tappa.